Che bella mazzamma di gente. Pronto? Buongiorno, chi è Emanuele? Sì? Emanuele, come stai, frate? E chi è mo? Fai vedere cantare ricorda. No, e chi so? Andimi tu, ya? Non mi ricordo, se non dici tu. Io ci stiamo facendo vecchia, Emanuele. Bravi. Vabbè, però stiamo sempre belli freschi e tosti. L'importante è che stiamo all'erta, sei d'accordo? Certo, dimmi. Emanuele, che hai fatto ieri? Devi visto, ma tu ti rendi conto, ma come si fa a essere eliminati a un 92esimo? Sì, ma chi è? Voglio capire. Boh, parliamo prima dell'Italia. No, ma non mi interessa. Ya, Emanuele, ma ti rendi conto? Cioè, a Sì, parte già il chiaro. fatto che l'Italia non doveva essere eliminata, ma poi eliminata così, in do recupero, Emanuele. Che mi fa? Che ma fa? Io mi ero giocato pure una bolletta. No, che ti dico che fa? No, ma la giocata l'ha vinciuto pure. Buon per te. Capito? Mi dispiace per l'Italia, ma mi fa piacere per me. A tal proposito, ti ho chiamato perché ti volevo urtare a pigliare un caffè. Hai fatto bene. Quando ci vogliamo vedere? Non lo so, dimmi tu. Ma tu stai sempre al corso Sireno? No, perché dici? Hai cagnato? Ma lo sai? Un coppa a barra, perché? Va bene. Ma sei stato al corso Sireno? Ma chi è? Voglio capire. E allora si va. Ma vero non mi riconosci, ma non No. Ma secondo te però l'Italia ha giocato buono? Voglio sapere, perché che ha persa, ma a livello di gioco come l'hai visto? Hai già capito, ma tu mi dici chi è? Ma che è importante? Vabbè, puoi capire, no? Vabbè, ma due persone... tempo oppure no? Ma no, scusa, perché io mi permetto di chiamare a te per far perdere il tempo? Fammi capire. A parte il fatto che se no man Grecia stai a casa, che ti ne fa? Appunto, perciò. Perciò, parliamo dell'Italia. Dici. Ma che fai? Ti appicciato la televisione? Dimmi chi è. Dimmi chi sei. Dici, Ma noi piamoci prima un caffè, eh? Ma coppa a barra lo stai? ma mi fa capire chi è. Te lo un indizi, eh? Dici? Non so chi è Line. Che stai capire? Stai scherzando, te lo un indizio vero, vabbè? Ok. Non sono mancini. Annunzina la trina. Emanuele, meno male, però se mi dicevi che lo ero, se mi dicevi tu, mi potevo pure riuscire. Non da retta. Ma che borisce, quando uno si sa tanto tempo, quando c'è stata la conferenza, facesse una piglia colta, perché tu lo sai, quello è un intercalare anche un po' napoletano, latrine. Però è più elegante Mappino, diciamoci la verità, quando dice, Mappino. Comunque, se ne dai ricordo a Tonino, che le bagnole. No. Tonino è scienziato. Tonino è scienziato. Che era? Tembrici stamattina. Ma si dice così, ti saluto e non ti disturbo più. No, mi fai pigliare collo, lo fai. Noi stiamo pazziando, fino a quando lui mi pazziamo. Però se mi dici che ti faccio perdere, no, non ti preoccupare. Ti ringrazio, se ti chiamo quando non sei così nervoso. Io ti ho chiamato pacificamente per ti salutare. Dimmi, se mi dici chi sia, allora scusa, posso Ma ci vedono poco collo. Voglio perdere tempo con te al telefono, purino. Tronconati indizi. Dice? Non ci mai giocato a porta. Non lo dico, ti rimporta, allora. No, me la tengo a botte in due sportivi. Che lo pure fa male, Sì, ne parliamo delle cose necessarie, Manu, senti, ma coppa a barra, tu stai? Ma non scherzo, ma non mi permetterei mai. Dimmi una cosa, ma secondo te chi stanno? La fanno la festa di gigli a barra? La canna fa festa di gigli. Non si fa, mi spiace. Ma tu te la fai a cullatella ogni tanto? Ci sei creatura. Perché non ti piace? Ma perlomeno vai a redugigli.